Interrogazione parlamentare a risposta scritta presentata dall'onorevole Davide Faraone su sollecitazione del coordinamento provinciale di Italia Viva, rappresentata dall'ex assessore Roberta Lara, inerente alla mancata erogazione del bonus idrico, e grazie alla neopresidente di AICA, dottoressa Dalina Nobili, e alle sue apprezzate capacità comunicative, gli utenti del servizio idrico agrigentino hanno appreso formalmente che il gestore non eroga da 4 anni, dal 2021, il bonus idrico previsto dalle leggi nazionali. Nella piena consapevolezza che la Presidente Nobile stia comunicando e agendo con il massimo impegno della trasparenza, della professionalità, connesse con il ruolo che gli è stato recentemente assegnato dai sindaci soci di AUCA, auspichiamo adesso che sia in grado di porre in essere le procedure necessarie per mettere immediatamente fine a un inaccettabile disservizio prolungato per molti anni che ha privato i cittadini meno abbienti dell'erogazione del bonus idrico. L'interrogazione parlamentare di Davide Faraone conclude affermando: facciamo appello infine agli esponenti politici e ai parlamentari di qualsiasi schieramento a iniziare da quelle progressiste affinché intervengano a garanzia dei diritti dei cittadini, degli utenti del servizio idrico, unendosi alle nostre richieste di chiarimenti, e non solo per avere la necessaria chiarezza sul passato, ma soprattutto per porre fine alla intollerabile negazione di un diritto fondamentale spettante alle famiglie meno abbienti.